Mamma mia che brosafiori. Volevo dire una cosa molto importante e utile per chi viene qui in camper. Sto parlando dei traghetti. È vero sì che i traghetti per le isole hanno anche una decina, una ventina di partenze al giorno. Però attenzione, insomma domenica ero lì che pitoccavo col telefono, ho detto ma sì dai, quasi quasi, intanto vedo, mi prendo avanti, non prendo i biglietti, mi prendo avanti, ok, mi registro, quelle cosine là, vedo gli orari più o meno, vedo dove bisogna andare e niente, seleziono motorhome che sarebbe il camper e non c'è nulla, impossibile, ci sarà un errore. Guardo il giorno dopo, niente, ci sarà un errore, guardo il giorno dopo ancora, insomma non c'è niente, ci sarà un errore, salto avanti a mercoledì, ok? E mercoledì vedo che gli orari partono dalle 15 per i motorhome. Allora ho detto, cazzo, allora non è un errore, sono tutti prenotati, accidenti, aspetto un attimo per vedere una roba, dico vabbè, prenotiamo quello delle 15, sparito anche quello, prenotato anche quello, allora riprendo quello delle 17, perfetto, ok, quello delle 17 è aggiudicato, ma questo per dirti che, mamma mia che brosa, ma a parte che brosa, se siamo in un periodo non turistico e ci sono teoricamente meno mezzi in giro per il discorso dell'aumento dei prezzi del gasolio, prova a immaginare in stagione cosa non trovi, sì, ecco appunto letteralmente cosa non trovi. Questo per dire che i traghetti vanno prenotati con largo anticipo, fioi. In più bisogna stare anche attenti perché ora noi dobbiamo andare all'isola di Mull, ok? Ma poi dall'isola di Mull per tornare qui, hai capito, non è che voglio farmi un mese nell'isola, quindi dopo lì dovrò già iniziare un attimo a vedere la situazione. Per quanto riguarda invece il traghetto dall'isola di Mull all'isola di Iona, lì credo che non ci siano problemi in quanto ci vado con la bicicletta e quindi non col camper. Riassumendo, prenotate in anticipo i traghetti. A me va anche tra virgolette bene, nel senso che ho vari lavori da fare, in più vorrò passare anche a fare un po' di spesa al supermercato e quindi insomma va bene così. Boh, ho serato l'ufficio, guardatissimo, mi tocca parlare col microfono in mano come gli influencer, ma impestata. Oggi praticamente sono stato sempre e solo qua dentro, non sono neanche uscito, cioè proprio. Però personalmente preferisco così, preferisco stare tutto il giorno, dalla mattina alla sera, qui chiuso dentro in ufficio o a casa, per poi avere molto più tempo per andare in giro, anche fuori dai weekend. Appunti interni, qua si può dire weekend, perché qua parla inglese, mentre in Italia non parla inglese. In Italia bisognerebbe dire fine settimana. Vamos. In Scozia si può dire weekend perché qui parlano inglese. In Scozia si può dire weekend perché qui parlano inglese. Culo l'ultimo posto anche perché poi non ci sono altri parcheggi, perché col discorso che qua ci sono tanti camper ci sono cartelli ovunque che non puoi parcheggiare per oltre 2 ore. Mamma mia Tosatti, mi dimentico sempre di dire sta roba. Allora starò veloce, a parte quella di scrivere i commenti per forzare un attimo l'algoritmo di YouTube. Cosa succede? Essendo un canale che mostra e spiega le cose, quindi non crea motivi di discussione, ci sono stati sempre meno commenti nel canale rispetto alle visualizzazioni e quindi l'algoritmo ha nascosto sempre di più i video di questo canale, tanto che mi ricordo che molti mi trovano per strada e mi dicevano ma madonna, ma perché non pubblichi più video? Io ho detto cazzo, li pubblico 3 alla settimana, come perché non pubblichi più video? Quindi mi raccomando, scrivete commenti, lo so che
Funziona così, funziona così. Fermi tutti un attimo. Io capisco che ormai sono più di 8 anni che vivo in camper e quindi per me è tutto normale, però guarda che mi sta sfuggendo spesso che io ora sono in Scozia. Cioè, io mi sento così tranquillo, cioè, mi sembra quasi vivere una routine. Poi guardo fuori, leggo Tesco, ho detto porco zio, per non dire porco Allah, no, porco Allah lo dico anche a volentieri. Sono in Scozia, cioè fa strano non accorgersi che è strano, hai capito? Seguimi. Saprei immaginare uno che fino a 10 anni fa era la fotocopia di miliardi di persone, il classico casa, ufficio, finanziamento, automobile, eccetera, eccetera, che così prende, stravolge il tutto, va a vivere dentro una scatola con delle ruote sotto e si guarda fuori ogni tanto quando è, ma in posti, indipendentemente da dove, lui è in posti, e quando guarda fuori ha questi, no, déjà vu, queste mancanze di percezione della realtà e dici ma dove cazzo sono? Tipo quando ti svegli che sei rincoglionito, ma dove sono? È capitato adesso, guarda che è stranissimo, e sono qua, su in Scozia. Le campagne anti-junk food, praticamente frutta gratuita per i bambini. Io farei, aspetta, ma casca il gettone, non so neanche perché mi ha dato il gettone, non l'ho capito, anche perché qua, guarda, i carrelli sono senza gettone, guarda, tutti pulitissimi, tutti in ordine, tutto perfetto, guarda, senza scontrini dentro, sai che da noi si lasciano gli scontrini, le immondizie, guarda, senza lucchetti, tutti liberi, senza monettina, vabbè, aspetta che caso, dai. Io al Tesco ho preso giusto la roba pesante, che sì, beh, non è proprio il massimo il Tesco come supermercato, è anche molto caro. Quindi ora andiamo a fare un giro negli altri supermercati. Ovviamente ricordati che il gasolio va fatto nei distributori dei supermercati, Tesco è il marchio di un supermercato. No, ma guarda l'assurdità, dopo ti racconto un'altra cosa. Tesco, M&S Food Hall e ora qua attaccato l'Aldi dove stiamo andando e mi devo ricredere perché io dicevo ma figurati se io vado all'Aldi o al Lidl qua in Scozia o comunque qua nel Regno Unito, no, completamente diverso sia a livello un po' di qualità dei prodotti che il tipo di prodotti proprio, cioè sono estremamente diversi. Più persino nell'Aldi c'è una cosa bellissima che ho visto in praticamente tutti i supermercati, c'è anche da noi in Italia però non in tutti, l'area dei produttori locali, quindi con i formaggi locali e tutto quanto, e c'è scritto da che fattoria vengono. Best of Scotland. Stavolta non faccio vedere la spesa perché non ho proprio voglia, ti posso dire che ho preso tante torte di pesce, diciamo che è una cosa tipica della Scozia, non so perché sigo, comunque le torte di pesce in sostanza è pesce impanato con dentro altri ingredienti. Dove andiamo non esistono supermercati e vari, quindi il mio trucchetto, ora qua io congelo tutto e soprattutto spacco i pezzi con le scatole e li metto col cellophane così occupano meno spazio e dopo via in congelatore. Le mele qua sono buone, io ho preso le Pink Lady e sta varietà qua, ho preso più frutta possibile perché poi quasi che non devo far vedere la spesa perché poi non c'è più un caso. Era qua che ti dicevo, frutta e verdura gratis per i bambini che vanno a scuola. Credo che man mano i miei amici e i parenti inizieranno a capire la mia ossessione per questo posto. Ordine, pulizia, gentilezza, bella gente e tutto funziona, tutto costa per carità, ma costa per qualcosa. In Italia costa, magari meno, ma per niente. Nel senso, paghiamo le tasse per cosa? Guarda che roba, guarda che ordine, che pulizia. Va bene, dai, via dentro anche a quest'altro supermercato. Li faccio tutti. Ho paura di restare senza mangiare, sì, perché là si è proprio in mezzo a niente, potrei starci anche 10 giorni o 2 settimane, chi lo sa. E volevo cogliere l'occasione per dire, o meglio far capire il discorso che la Scozia è estremamente cara. Non è proprio così, può essere anche estremamente economica, diciamo che ha delle variazioni di prezzi a cui noi non siamo abituati, certe cose che costano più del doppio delle nostre, certe cose che costano la metà, certe cose, hai capito, c'è poca roba che costa uguale alla nostra. In ogni modo ti faccio vedere cosa ho preso con solo tra virgolette con 31 euro. Ricordiamo che siamo a maggio 2026, quindi periodo guerra, aumenti e tutto
tutto quello che ci va dietro. 4 mega petti di pollo impanati, tutta roba fresca con scadenza cortissima, infatti poi congelo. Ti ho detto che sono tipiche le torte di salmone, torte con cheddar e bacon, che seria panzetta, torte con la bistecca o tortine, ciamie come che te vuoi, carote, anzi Scottish carrot, questa specie di pane da provare a usare al posto delle fette biscottate, non lo so. Frullato, non succo, frullato di banana, ananas e cocco. Sì, Ale, lo so, con i gusti frozzi ho capito. Frullato con mango, ananas e frutto della passione, maracuja. Passato di verdura, c'è scritto che si può congelare. Finalmente la Coca-Cola da litro addirittura a 1,25 litri, neanche 1,5 litri, 1,25 litri. Finalmente, perché o ci sono confezioni famiglia che non puoi spaccare, idem per le lattine, o ci sono le bottiglie da 5 litri, 3 litri. Quindi questo frullato per il cervello, vedi, brain food, praticamente no, non credo. Però questo ha banana, mela, cocco e guava. Il guava è una specie di come posso spiegare, una specie di mirtillo un po' più tendente al gusto fragola, per quello che il colore un fia particolare, qua un fia puffo. Poi questi biscotti al cioccolato, questi biscotti li chiamano i tea biscuits, i biscotti per il tè, insomma, e questi biscotti al malto d'orzo. Insomma, il tutto a 31 euro, non mi par poco, varrà anche solo di tortini, pranzi che abbiamo. Un applauso anche al congelatore, insomma, so che mi ha fatto stare un botto di roba, veramente. Pensate, quella volta che presi sto frigo enorme, pensai che fosse per l'estate, no? Per le ferie estive. Invece no, porca miseria, mi è servito in Scozia, nei posti selvaggi della Scozia, dove appunto puoi permetterti di stare più tempo anche se non ci sono supermercati, perché hai la tua scorta. Sono le 10, il che significa che posso andare a prendere le birre. Controllo le scadenze perché hanno tutto veramente a scadenza cortissima, anche i paninetti, c'è proprio tutto, forse anche per quello che tanta roba costa. Cioè anche noi certi paninetti qua, tipo questi così, cioè li hai a scadenza un mese, qua ce l'hai a scadenza 4 giorni, ragazzi, 4 giorni, 5, 6, 7, 8, 4 giorni. Io divido und congelo, un po' come gli antichi romani che faceva il divide et impera, no? E ad oggi ci sono riusciti alla grande, no? Adesso per carità non so se gli romani quei che ne comanda, però direi che il divide et impera ha ultra funzionato in Italia. Prova a fare delle ricerche, possibilmente anche da fonti attendibili, quindi non soffermarti ai primi risultati di Google. Fai delle ricerche sulla rivoluzione islandese, prova a vedere un attimo, non tanto quello che hanno ottenuto, per carità, ma come l'hanno organizzata, e prova a immaginare se mai noi in Italia potremmo fare una rivoluzione del genere. Rieccoci qua. Nella seconda spesa ho lo yogurt, questa è una marca che prendevo sempre, alla ciliegia, e al mango, papaya e frutto della passione. Patate, cozze. Non conosco assolutamente sta marca, però c'erano sti spiralini che mi piacciono tanto, ho detto per sicurezza metti finisco il cibo, perdo traghetti, robe del genere, che faccio io di fame, no, non è carino. Passata del pomodoro con aglio ed erbe. Vai. Sempre per le emergenze questo riso a me sconosciuto e dei noodles, sempre per il discorso non mi piace morire di fame, insomma qualcosa a lunghissima conservazione ci vuole proprio per le emergenze. Dopo sta McEwan's, che dovrebbe essere tipica perché è una birra scozzese, la Tennent's Special, non so che differenza che c'è, comunque anche questa è una birra scozzese ultra tipica, anzi varaghino prese 2 così impara a farmi aspettare fino ai 10 pazzore birre. Nel frattempo la sete è aumentata. Io ora vado in ufficio, non nel senso del bagno, perché da noi si dice anche che te va a cagare e si dice vado in ufficio, no, vado in ufficio nel senso vado nel mio luogo di lavoro e ci aggiorniamo poi in traghetto. Guarda che strani, questi sono 30 pound, praticamente 40.000 lire, ma guarda, hanno le Lawn 3. Quella cosa lì in alto che sembra un colosseo in realtà è un campo di battaglia. E questo è tipo un fiorino, anzi un Renault Trafic per precisione. Che figata, un negozio di roba Scottish. Guarda che chiesa in pandan col pub in parte. Che simpatico paesino portuale. Adesso vi porto a vedere un posticino molto famoso e molto tipico dove andare a mangiare qui ad Oban. Siamo letteralmente attaccati al porto, non so se nell'attesa uno può scendere dal camper e andare a mangiare. Eccolo qua, l'Oban Seafood, che mi ha chiuso perché c'è gente che sta sparecchiando,
Sono le 5, avevo capito che chiudeva alle 6, che peccato. Cioè, qua mangiavi pesce fresco, fatto al momento, cucinato al momento. Vabbè, pazienza. Si capisce quanto è enorme questo plastico, che bello. Comunque guarda, proporzionalo con me, sai che sono alto 2,35 m, tanto vado a vedere un attimo com'è la situazione. Vedi, c'è l'omino là, gli devi dare il biglietto, far vedere la prenotazione, quel che è, dopo lui ti dice il numero della corsia, tu vai nel numero della corsia che ti dice e dopo basta, vi imbarcate. Che forte sto furgonetto, è per un Volvo. Ecco, in questi ci vuole coraggio a venire in Scozia, perché se c'è tanto vento, cazzo, sono più alti che altro. Va bene, insomma, poi ci diranno dove andare, cosa fare, perché fare. Un fiorino. Prima che non mi dimentico, intanto guardati di nuovo un po' la situazione qua. Il traghetto che devi prendere si chiama Caledonian McBride, ok? E la direzione è Craigniure, isola di Mull. Era il logo al centro, vedi, quello rosso. Sì, promesso, appena troverò un van life a noleggio chiederò quanto ha pagato al giorno, perché ripeto, girano voci che si paga 50 euro al giorno il noleggio di un furgone camperizzato, ma è impossibile, è troppo poco. Dio, c'è un negozio di souvenir tipici, cioè souvenir, roba bella, che figata. Ciao, roba seria. Guarda, sciarpe di tutti i colori. Questa t-shirt bellissima, per me ha proprio il pelo, è una figata. E per Alessia questo bellissimo portachiavi che ha il puffing, il salmone e la bandiera della Scozia. Questo è un hotel, una città parecchio turistica per il discorso della vicinanza all'isola di Mull. Ara che colori, ara lo so che svoia. E ara dove che te porto adesso, attento. The Oban Inn, pensa che questa locanda è del 1790, adesso andiamo qua a ciavarci una birra. Cheers. Poi c'è scritto che qualsiasi dannato pazzo può navigare il mondo sobrio, ma solo un buon marinaio lo sa fare da ubriaco. Ho visto che i nonni coordinavano l'attendance, allora ho preso l'attendance anch'io. Se c'è una cosa che adoro è andare in questi locali ignorantissimi ed essere l'unico straniero in mezzo a tutti gli scozzesi. Prendo sempre l'attendance, non è che mi piaccia più di tanto, sai, però sei in Scozia e pensi che è la loro, diciamo, preferita, cioè simbolica, iconica, è fatta con l'acqua delle Highlands e quindi ha il suo valore, insomma, ecco, dai. Che fantastica locanda. Ad ogni modo, dissi che era la mia terra e la sento ancora la mia terra. Certo, dopo un po' ci si stanca, in quanto, insomma, si è dei pesci fuori d'acqua, insomma, c'è poco da girarsi attorno. Ma quando ci stai, poi dipende anche dalle compatibilità che hai tu con il luogo. Cioè, ad esempio, io qui in Scozia, Fiori, ho il meteo dei miei sogni, perché comunque ci sono belle giornate ma c'è sempre freddo, cioè è tipo un misto tra autunno e inverno, ogni tanto primavera, vabbè. E bella gente, sempre odore di fritto e di aglio e di segue nell'aria, no, bellissimo. Animali, natura, mountain bike, wow. Cosa mi manca allora? Diciamo i miei cari, alla fine, insomma, ovvio, quello che mi mancava alla fine anche quando abitavo qui, no? È quello che poi ti fa stancare del posto, quindi il mancato collegamento con le tue radici, quindi nel mio caso l'Alessia e Giacomo prima di tutto e poi tutto il resto, insomma, famiglia, amici e via discorrendo. E questo è chiaro. So che può sembrare sciocco, l'ho detto ma lo ripeto, non è frivolo, fidatevi che è la verità, e dopo un po', insomma, anche proprio siamo umani, cioè siamo fatti di carne, Fioi, manca certi tipi di formaggi, la pizza, certi tipi di vino, cioè proprio manca il mangiare, Dio caro, cioè non è che mangi male, ma è tutto tanto diverso, hai capito? Quindi ti manca anche quello, ti manca il spritz, ti manca che refoiare del fritto, che così farà un fegato qua tra alcol e fritto, porca troia. Ripeto, è tutto molto molto caro, paghi praticamente tutto, però vale la pena, cioè veramente c'è sempre la massima tranquillità quasi ovunque, cioè è proprio bello.
non trovi nessuno che ti rapina, ti strupa. Beh, in tal caso no, non ho rischi che nessuno mi strupa, però vabbè, insomma, voglio dire, trovi qualche personaggio, diciamo, di colore, ma sono tutti estremamente integrati, cioè li vedi che bevono, mangiano nelle tavolate degli scozzesi piuttosto che magari hanno la fidanzata qua scozzese o la moglie. Quella è gente che si è saputa integrare, quella è gente integrata, quella è gente ovviamente ben accetta perché è come noi, è al pari di noi, letteralmente al pari di noi. Che fortuna. Sai perché mi colpisce molto Oban? Perché Oban è una città scozzese, nel senso che vedi proprio, percepisci tutta la filosofia e la tipicità scozzese, quindi vedi anche la tranquillità, tutto, ma è una grande città, Oban, voglio dire, non è proprio un paesino, certo non è una metropoli che discorsi, ma guarda che è grandina Oban, e è questo che mi sconvolge un pochino, cioè che mi fa dire cazzo che bella sta città. Perché non è nulla di particolare, però nella sua grandezza mantenere questa, non so, questa tranquillità, questo ordine, questa pulizia da piccolo paesino, capirai che è roba da pochi. Glasgow invece ad esempio è diventata un incubo, ma letteralmente un incubo. Sono scappato a gambe levate, per carità, chiaro, non che un tempo fosse proprio una città modello, insomma, ecco, Glasgow è un po' una metropoli, però ora è una città andata, ormai è una città di nessuno. Dicevo alla mia giovane consorte prima che mi sembra di vivere un sogno. Nel senso che già prima, secondo me, la mia vita era un sogno, però ora non mi ci riconosco, come accade nei sogni. Quindi vedi, cambia l'aggettivo, cambia il significato dell'aggettivo. Attenzione, mi raccomando, io lo ricordo sempre, il sogno non è vivere in camper e non è girare il mondo, attenzione. Il sogno è l'interpretazione che hai tu della vita e delle cose, quindi cura sempre prima te stesso, cioè sei tu che interpreti le robe fighe, le cose belle o le cose brutte, le cose noiose, hai capito? Quindi tutto parte da questo, chiamiamolo occhio interiore, ok? Capirete tutti un giorno, e spero veramente per chiunque che non sia mai troppo tardi, che non ha alcun senso tutto quello che fai. L'unica cosa che ha senso è come tu riesci a viverlo. Oh, ma i cartelli con scritto attenzione persone anziane, li hai mai visti? Io è già il sesto che vedo qua. Cambio indirizzo civico. Momentaneamente mi metto qua, anche se vedi col culo così è da multa. Qui devo mettermi, è che momentaneamente è tutto pieno. Continuano ad arrivare e andare via camper di continuo perché questo è un parcheggio che avevo trovato su Park4Night, che è una piattaforma di parcheggi per camper a Foca. Senti che profumo, cos'è? Sti robi qua cosa sono? Sarà detersivo? E qua cosa c'è? Una catrega col gufo, qua zuita, sti alberi, sti fiori. Resta e ricorda, guarda c'è la lontra e la foca. Ma guarda questi, quanti fiori strani che c'è. Non ho mai visto così tanti fiori strambi. Anche questi, guarda. Tende un fiato sul bordeaux. Ok, i parcheggi di Park4Night sono da evitare, non nel senso che non siano buoni e non vadano bene, ma nel senso tutti quelli guardano e quindi vengono qui, hai capito? No, non sta venendo addosso, Dio, ma diciamo che io non ho mai fiducia negli altri quando parcheggiano, quando guidano, proprio zero. 1000 volte sotto lo zero. Lo Yuri impulsivo di solito prende e manda a fanculo tutto, però sinceramente rinunciare all'isola di Mull e all'isola di Iona, anche no. Io lì ci voglio andare, voglio girare tutto, voglio andare nelle zone più estreme, più wild che ci siano con la mia cacchio di bicicletta. Sì, so io parlare di te. Ok, di quelle manovre che non potete capire, ma niente, ce l'ho fatta. L'importante è stare sempre calmi, perché quando sei calmo, sei proprio tranquillo, sciolto, dai al cervello molte più opportunità di fare i calcoli e quindi tutto è infinitamente più semplice, ok? È normale. Rivedo ancora il treno allontanato
allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo, tornerò. Com'è difficile restare senza